Buonasera e benvenuti. Questa sera vi racconterò una storia, la mia storia. Vi racconterò di una donna che si ritiene estremamente fortunata, una donna che ha ricevuto molti doni, tutti i doni divini, l'amore di una famiglia. Ho ricevuto l'amore di una famiglia creata da me, un figlio meraviglioso e soprattutto l'amore della musica. Ho conosciuto, grazie a Dio, l'amore del buio, un buio che mi ha permesso di capire che cosa fosse realmente la luce, la possibilità e l'opportunità di vedere con gli occhi del cuore. Ho conosciuto un amore infinito, quell'amore che normalmente quando canta non puoi che ascoltarlo, quell'amore a cui ti devi abbandonare tra le ali, nonostante tra le piume a volte abbia delle lame che ti possano ferire, ma l'amore è così. L'amore ti incorona e poi ti crocifigge. L'amore riesce a renderti, a plasmarti malleabile tra le mani, riesce a renderti neve, ti scioglie come la neve al spalazzone. L'amore non può possedere né viene mai posseduto. L'amore non è violenza, l'amore è amore. E questa conoscenza me l'ha data Dio. Sapete che cos'è l'amore per me? È la fede. È quella fede che mi ha dato la forza, l'energia per poter essere la donna che sono. È la fede che mi ha reso specialmente abile e non disabile. È la fede che mi ha fatto capire che la vita è un dono e che non l'avrei dovuto mai sprecare. E allora permettetemi di fare un omaggio a chi mi ha insegnato l'amore, a Maria. Maria.
grande applauso. Oh, avvisatemi che io non lo vedo quando arriva. Lorenzo, buonasera. Allora, io non voglio dire molte parole perché dopo l'introduzione di Annalisa mi sembra di venire quasi a togliere la magia di questo momento. Ho avuto modo di incontrarla prima dello spettacolo e mi ha dato la sensazione davvero di una persona così limpida e luminosa, ecco, di una luce che non è quella che noi ci attendiamo di vedere. tutto è iniziato su questo palco. Tutto inizio da qui, questo punto vivo per Dio, sono sopra il mondo. Tutto inizio da qui, da questo punto che io sono al mondo, da qui, da questo punto caldo e vivo sopra il mondo. Questo
ragazzo perché non mi tiro indietro, so il mio posto qual è, in questo punto, in questo tempo al mondo, io qua adesso sento quanto è atletica la vita, questo punto di partenza che ha un amore che all'inizio dell'amore e non è la vita atletica in parola di me e io di lei, conta il vento, conta che dentro me e te conta il mio respiro nel silenzio solo vivo e conta non tradire mai a credere, due non la deludere, credo in te, tre non farla piangere, vivo per te, quattro non la abbandonare, chi mancherà, e la sera piena nelle abbraccia tue, tutte le promesse, tutte le speranze, un mondo d'amore. E tu ragazzo non lo sai, ma nei tuoi occhi c'è già lei, ti chiederà l'amore, ma l'amore ha i suoi comandamenti. Oh, non tradirli mai, dove non li deludere, credo in te, tre non farla piangere, vivo in te, quattro non la abbandonare, ti mancherà, e la sera cercherà dalle abbraccia tue, tutte le promesse, tutte le speranze, un mondo d'amore, un mondo d'amore, un mondo d'amore. Grazie! Io devo dire buonasera a tutti e nuovamente benvenuti. Vi voglio anticipare un pochino quello che sarà lo spettacolo, uno spettacolo che vuole essere ovviamente un inno alla vita, esattamente questo, un inno alla vita, e voi sarete protagonisti insieme a me, quindi vi voglio sentire virtualmente su questo palco. Voglio che i ragazzi di oggi possano attraverso questo spettacolo capire che credere in Dio non è da bigotti, è da reali, a Milano si direbbe una parola che non posso dire, ma gagliardi, a Roma si direbbe gagliardi. Quindi io direi che questa sera ci diamo veramente dentro con la musica. Voi ci siete, vero? Ed è meraviglioso perché Padre Enzo prima mi diceva no, ma non ce la fai a farli cantare, e io non è vero. E la Roberta, ma non ce la farai mai a farli cantare, è un pubblico un po' più composto. Ma quando si fa e si canta l'inno alla vita, poi lo diceva anche Sant'Agostino, chi canta quante volte prega? Bravi, 2 volte. Bene, saranno molte le volte in cui pregheremo questa sera, perché saranno molte le volte l'inno in italiano. Voi avreste pensato uguale, no? Salgo sul podio, ho vinto una medaglia, sicuramente mi faranno cantare, me l'ero studiata a memoria, mica la sapevo prima, E allora vado lì e comincio. Fratelli, uno mi blocca, fa, che fai? Canto, non mettono la musica, no, adesso si canta l'inno russo. E io, perché l'inno russo? Perché ha vinto la rossa, canta solo l'oro. Ci sono rimasta malissimo, Padova, ma male, C'ero proprio disturbata da questa cosa. E io poi mi sono detta, no Annalisa, non esserlo, perché poi andrai a Padova e canteranno loro l'inno con te. Voi lo sapevate? Io lo sapevo. E quindi adesso col po voi mi seguite tutti in coro e a gran voce, perché l'Italia appartiene a tutti e io in qualche modo
quando vi ho rappresentato, quindi uniamo le forze. Come dicono a Brescia, dai Pota, uniamo le forze. Lo facciamo? Vado, Siete in piedi? Anche in piedi? Sta troppo forte, veramente avanti Padova grande. Andiamo, Fratelli d'Italia, Italia si onesta, dell'elmo di Scipio si cinta la testa. Dov'è la vittoria? Ne porga la chioma, se schiava di Roma il Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Meravigliosi! E dato che avete in qualche modo le mani, su! Mi dai un po' di microfono? Vai Padova! Preghiate insieme a me! Stella di giorno, falco d'inverno, io canterò per te. Se ti senti un andante che cade, strada e aria avrai da me. Semplicemente sopra la gente io canterò per sentire sul viso il sorriso che ora c'è. Io canterò per te, forse hai bisogno solo di un sogno. Io canterò per te. Tu sei la fantastica armonia, la corrente che porta via, illusione che corre via. Tu sai che la voglia c'è e io canterò con voi, facciamo. Possiamo fare molto meglio, ricordate l'inno alla vita? Con me! Stella di giorno o d'inverno, io canterò per te. Se ti senti una grande che cade, strada e aria avrai da me. Semplicemente sopra la gente io canterò per sentire sul viso il sorriso che ora c'è. Io canterò per te, forse hai bisogno solo di un sogno. Io canterò per te. Sei la fantastica armonia, la corrente che porta via, illusione che porta via. Tu sai quella voglia che c'è e io canterò con voi, facciamo. E dopo l'inno italiano voglio sentire tutta l'energia che ho alla mia testa, al mio 3, 1, 2, 3. Vediamo cosa sanno fare a sinistra. Al mio 3, 1, 2, 3. Però ci insegnano che l'unione fa la forza. Insieme, 1, 2, 3, vai Padova! Canterò solo per Quest'artista ha condiviso spiritualmente molte cose con me. Io l'adoro e la volevo sul palco con me. La pioggia delle mie, anche con
solo me nella via. Che giorno triste è questo mio, siati tutti liberi di me che sono tanto anni e senza te mi perderò. Piccolo uomo non ha idea, io piccola donna sola morirei. Credo di aver fatto l'esperienza più bella della mia vita. Sono venuta qui in Bolivia con CBM e con un team fantastico a fare quello che faccio ormai da tanti anni, che è il volontariato, è vivere attivamente la beneficenza. Non riesco a staccare un assegno e poi non occuparmi di quello che sarà la vita di queste persone. Lo spot di CBM dice che con sole 30 euro tu puoi ridare la vista a una mamma cieca. Per me particolarmente. Io credo di avere, è la prima volta probabilmente che dico una cosa di questo genere, ma mi ritengo fortunata di vedere col cuore e non con gli occhi. Vedete, avere la fortuna di fare questo lavoro, essere un personaggio pubblico e poter occuparmi di tutte le persone che altrimenti non avrebbero voce, credo che sia la missione più bella che questo lavoro mi abbia dato l'opportunità di vivere. Occuparmi e dare voce a chi voce spesso non ne ha. Semplicemente questo. Com'era? Cosa diceva Gesù? Ama il tuo prossimo come ami te stesso. Mi limito a fare questo. Lascia andare il corpo e l'anima, cerco la tua mano e mi sorprende a ridere e penso a te. Batte, batte, forte, forte il cuore perché hai il coraggio di combattere. Tutte le mie forze, niente è impossibile se lo vuoi veramente. Lascia andare il mio pensiero, so che poi trasformerà il sogno in realtà. Ho bisogno di vivere in quel che è importante. Ogni volta che io cerco te, sento il mondo intorno a me, un canto magico, davvero. Lascio andare il senso e l'anima, cerco la mia libertà, volerò insieme a te per sempre. Batte, 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 batte. Quel che è importante. Voglio le tue mani.
touch my heart anew. There isn't an ocean too deep, a mountain so high you can keep me away from it. No.
La gente è strana, prima si odia e poi si ama. Cambia Dio improvvisamente, prima la verità e poi metti da lui senza serietà, come fosse niente. Sai, la gente è matta, forse troppo insoddisfatta, segue il mondo ciecamente quando la moda cambia eppure cambia continuamente, cantiamo insieme. Tu che sei diverso, facciamo cantare la gente, ragazzi. Almeno tu un punto sai che non ruota intorno a me, che splende per me come un diamante in mezzo al cuore. Voi, tu che sai, almeno tu non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero. Di più, di più, di più. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo un punto sai che non ruota questo per un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso come tu non cambierai, per sempre sarai sincero e mi amerai non cambierai mai più. E adesso? No, perché? Non andate. Adesso ve ne andate. Andate in fretta. Bravo, grande. E adesso rimango qui, andate via, voglio restare sola nella malinconia, volare verso il cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, che fino a ieri pensavo fossi un re.
facciamo insieme? Bravo. Per dire quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li volo ed impazzire può scoppiarti il cuore, perdere una donna delle taglia di dimoni e vorrei stimolare, soffocare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni in canto, libero da me e spezzerà le ali del filo, ma ti avrò vicino. E mi risiedo perché c'ho un'età. C'è Thomas che ride, non capisco perché ride. Però io quando dico mi siedo perché c'ho un'età, voi dovete dire no. E mi risiedo perché c'ho un'età? No. Molto bravi, molto bene. Siete pronti per il finale? Perché io no. Voi siete pronti? Avete scritto la voce? Perfetto. Padre Enzo, tutto a posto? Pronto a cantare? Lugo la colda? Vado. Sant'Antonio, aiutami tu. E perderò aspettate che c'ho il gobbo che non è pronto. Il mio gobbo elettronico è pronto. C'è chi usa gli occhiali e chi usa l'ex marito. E noi aspettiamo. Fate un applauso ai gobbi elettronici, le risorse umane. Ci siamo. E non finisce mica il cielo, anche se manchi tu, sarà timore sempre cielo, fin dove vedo. Chissà se avrà paura o il senso della faglia di te, se avrà una faccia pallida sicura, non ci sarà che rida di me. Cercherò qualcuno, venga via con
mi resta di te è la tua poesia, mentre l'ombra del sole lenta scivola via. Una favola che mi ha fatto capire quanto fosse grande Dio. C'era una volta un vecchio molto stanco, che tornando a casa dopo il lavoro si portò sul suo balcone. Era veramente tanto stanco di fatica, e si portò sul suo sdraio e guardando le stelle, si addormentò. Ma venne svegliato da una luce veramente forte, e quando aprì gli occhi e riuscì a capire cosa ci fosse in mezzo a quella luce, si accorse che c'era un angelo, e questo angelo in mano aveva una pergamena. Si spaventò un po' e gli chiese: "E tu chi sei? E che cos'hai tra le mani?" L'angelo lo guardò e disse: "Non avere paura, io sono un angelo di Dio, e tra le mani ho la lista delle persone che amano profondamente Dio." Il vecchio sorpreso disse: "Allora guarda tra la lista, perché sai, ci dovrebbe essere il mio nome." L'angelo guarda la lista, guarda il vecchio, riguarda nuovamente la lista e poi, guardando il vecchio, dice: No, tu in questa lista non ci sei." Il vecchio rimase sorpreso e anche un po' deluso. Si addormentò nuovamente, ma nuovamente venne svegliato dalla stessa luce. Guardò quest'angelo e disse: "No, adesso basta. Mi hai detto che non c'ero nella lista dove si citavano in qualche modo le persone che amavano Dio, eppure io credo di amarlo molto." Lui disse: "Adesso ho portato un'altra lista. E adesso questa che lista è? In questa pergamena", dice l'angelo, "ci sono le persone che Dio ama immensamente." Il vecchio, non avendo tante speranze, data la prima pergamena, lo guardò e disse: "Leggi, perché non credo ci sia il mio nome." L'angelo guardò il vecchio, guardò la lista, guardò nuovamente il vecchio sorridente e gli disse: "Quanto sei sciocco, pensa, sei il primo di questa lista."
Casa Bianca.